200 pagine e 11 criticità sono i punti salienti del giudizio definitivo della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, con la quale ha letteralmente demolito la gestione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Il documento è stato deliberato lo scorso 7 ottobre, ma pubblicato solo qualche giorno fa, e mette in luce diversi profili critici che secondo i magistrati contabili rischiano di compromettere la piena riuscita dell'evento, un documento che arriva dopo il contraddittorio dei mesi scorsi che era stato ritenuto superato dagli organizzatori e che invece per la Corte dei Conti rimane attuale. Pur riconoscendo i miglioramenti nella gestione e l'impegno del personale della Fondazione, la Corte dei Conti avverte permangono ritardi, confusione gestionale, assenza di un sistema di monitoraggio e controllo. Sono tanti le criticità afferenti alla fase organizzativa, programmatoria ed attuativa che mettono a elevato rischio l'attuale ed effettiva realizzazione dell'obiettivo primario dell'azione amministrativa, l'adeguatezza organizzativa, la corrispondenza attuativa delle attività in corso di svolgimento rispetto allo scopo fondamentale di trasmissione di un impulso per lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio della provincia di Agrigento, connesso al risalto delle identità locali con la messa in moto di meccanismi virtuosi e percorsi di valorizzazione del territorio. La Corte dei Conti in particolare rileva la mancata prova concreta del raggiungimento degli obiettivi principali indicati nel dossier di candidatura tra i 44 progetti previsti nei 4 filoni tematici ispirati a Empedocle, acqua, terra, aria e fuoco. Solo 8 risulterebbero conclusi, 31 operativi e 5 in fase di affidamento. La Corte segnala inoltre ritardi significativi nell'attuazione e nella rendicontazione delle spese, nella gestione dei finanziamenti, che incidono negativamente sulla disponibilità delle risorse e sul rispetto dei cronoprogrammi. I magistrati denunciano inoltre una scarsa integrazione tra la Fondazione Agrigento 2025 e il Comune di Agrigento, con sovrapposizioni di competenze e carenze di comunicazioni. La confusione dei ruoli tra due enti ha generato rallentamenti, inefficienze e difficoltà nella gestione dei fondi statali e regionali, ma anche l'assenza di una struttura di coordinamento interna dedicata alla gestione e alla supervisione dei singoli progetti. Sarebbe mancato, come già evidenziato nel primo referto, un sistema di controllo interno capace di monitorare in modo costante la coerenza tra l'attività svolta e gli obiettivi strategici, ma anche un sistema che verificasse i risultati e la valutazione dell'impatto degli eventi sul territorio, come ad esempio le presenze turistiche, il gradimento del pubblico, il ritorno economico. Le rendicontazioni inoltre dei contributi regionali e ministeriali sono state definite tardive e incomplete e la Corte ha sottolineato l'assenza di strumenti per verificarne la congruità dei costi contrattuali e per prevenire sprechi e diseconomie, citando l'esempio dei costi elevati per l'evento inaugurale del Teatro Pirandello. Una delle criticità è relativa alla non sussistenza di alcuna evidenza istruttoria sull'autorizzazione di strumenti dedicati alla verifica di congruità dei costi contrattuali, considerando la peculiarità delle attività dello spettacolo culturale, la verifica dei risultati o positivi o negativi collegati all'avviamento e alla realizzazione dei singoli eventi, come ad esempio presente nelle singole manifestazioni, soddisfacimento degli stakeholder, incremento della mobilità territoriale di matrice turistica, non essendo stati acquisiti elementi significativi di rilevanza dirimente nel corso del contraddittorio su entrambi i profili. Peraltro sul secondo profilo incide in corso di gestione l'andamento della riscossione dell'imposta di soggiorno con percentuali tendenzialmente raffrontabili con quelle degli anni anteriori, senza avere conseguito quell'incremento percentuale espresso nei dati previsionali dell'iniziativa. Inoltre l'InfoPoint risulta tardivamente costituito nello
scorso settembre, con modalità e costi che si andranno a verificare in fase di rendicontazione. In sintesi, è necessario procedere alla valutazione degli esiti delle singole iniziative culturali, turistiche, artistiche e scientifiche attuate in corso di attuazione al fine di verificare la sussistenza, la percezione di contributi e i vantaggi significativi nell'effettiva realizzazione delle finalità fondamentali dell'iniziativa Agrigento Capitale Italiana Cultura 2025, con l'avvallimento di un sistema di monitoraggio e di valutazione che non è stato tuttora costituito né con l'affidamento esterno né con l'utilizzazione di strutture ed organismi interni agli enti territoriali e istituzionali che compongono la complessa governance dell'iniziativa.